Questo incontro sta andando oltre le mie più rosee aspettative, nel senso che non mi aspettavo una partecipazione così intensa, non mi aspettavo interventi così qualificati e non mi aspettavo una così totale adesione al lavoro svolto da coloro i quali hanno scritto lo statuto di questo comitato nascente. Credo che questo organismo stia nascendo sotto i migliori auspici. La cosa che rilevo è che c'è un enorme bisogno di confrontarsi, di individuare delle esperienze alternative a quelle finora svolte sul territorio e che non potrà che l'azione sia degli organismi territoriali sia di quelli un pochino più in alto avvantaggiarsi da questo scambio di energie che oggi si inaugura e credo che in brevissimo tempo porteremo dei risultati concreti alla comunità che ha a cuore il patrimonio culturale italiano. L'importante è che se siamo incontrati e abbiamo capito tutti insieme cosa bisogna fare, ciascuno mantenendo la sua indipendenza, ciascuno con la sua associazione, la sua realtà territoriale. È un bellissimo punto di partenza. L'importante è che non perdiamo del cuore, non perdiamo l'entusiasmo, l'importante è che restiamo sempre con l'idea di dover andare tutti nella medesima direzione. Ora abbiamo incominciato e speriamo di andare ben avanti. Insomma sì, a Milano perché mettere tutti insieme le forze per fare in maniera che non si venga sperdere la nostra identità, che possa essere arfussa, che possa sorte poi dei sentieri che vengono anche magari in maniera più visibile. Questa è una giornata bellissima, un'occasione emozionante di unire tante persone di estrazione, capacità, competenze diverse che sono accomunate da una passione, da un impegno comune verso le lingue regionali e minoritarie e la loro preservazione, la loro trasmissione intergenerazionale. Sono proprio contento perché è la prima volta che parli in citantu Lombard de fila e a parte quella roba che vuol dire che sono proprio contento di aver scritto in sci anche perché sono a Milano mica di andare in un'altra città e sono proprio speri che quella comunità qui possa fare di bei rob anche in futuro e speri che i rob vadano bene. Sono Matteo speriamo che questo comitato vada avanti bene. Qui oggi sono rappresentati fisicamente ovviamente moltissimi rappresentanti delle associazioni e degli organismi che operano al nord. Tuttavia noi siamo connessi in webcasting e tramite Facebook in tempo reale e abbiamo avuto picchi di ascolto, di audience che hanno superato le 300 unità, quindi abbiamo avuto dei momenti del dibattito di stamattina seguiti da 300 persone. A giudicare dalle adesioni pervenute via mail e via Facebook nelle settimane scorse, noi in questo momento praticamente abbiamo una copertura di tutte le regioni italiane. La salita di tutti, sono giù della Seriana apposta qui a Milano perché presenta alla riunione del comitato, la prima riunione del comitato, i momenti impostori come per spesso il 14 di lui piuttosto che il 23 di aprile e spero che venga fuori voto. Fantastico, meraviglioso. Oh, venni da Roma! No, io il romano non so parlare, mi dispiace, non so dire proprio niente. Però è importantissimo che finalmente ci si muove, speriamo che diventeremo tantissimi e su tutta l'Italia. Grazie. Carmagnola, la città del Conte Carmagnola e sono un gran cercatore di boulet. Salute a tutti.
Che cosa si prefigge questo comitato? Questo comitato si prefigge la protezione del patrimonio linguistico che risiede sul nostro territorio, un patrimonio ricchissimo, uno dei più ricchi, forse il più ricco in Europa, perché l'Italia forse pochi lo sanno, ma è il territorio con maggiore diversità linguistica in tutta Europa. Questo patrimonio merita di essere conservato, purtroppo attualmente le iniziative sono molto limitate, le risorse economiche e anche in termini di risorse umane sono poche, ma come dimostra questo comitato le persone sono interessate e entusiaste. E allora qualche anno fa adesso mi è su no, però abbiamo una gran speranza di poter parlare in milanese sempre. Salutiamo tutti, ciao. Mi manca Sicilia, mi manca assai, troppo mi manca. Come fate un saludin in della tua lingua e un pensierino in su che la giornata qui? Allora, intanto c'era a tutti, buona giornata, buon dì, poi buonasera, buon tutto. E mi ricordo che in cui, per sì, abbiamo fatto un momento di buttare insieme di emozioni, di esperienze, per continuare a lavorare ognuno al nostro territorio, avendo la sensazione che siamo proprio da sui, che siamo imbalinati. Vi saluto tutti, saluto i Veneti, saluto tutti i popoli d'Italia, saluto tutto il mondo e vorrei tanto che tutti che voi sapete la lingua del somare. Un saludin in breha. In breha, oi. Oi, vi saluto tutti, non che a Milano, però non capisco già. Oltre a milanese, ma in breha, vi saluto e mi raccomando, ardente Gipotto, no? È bello vedere la partecipazione e proprio quello che mi colpisce da chi viene dalla Toscana, quindi non parla una lingua minoritaria, e che mi sorprende è quasi l'imbarazzo che si nota nelle persone nel volersi riappropriare del proprio patrimonio culturale, e invece dovrebbe essere naturale. Questa è la parte più sorprendente. Grazie mille. Prego. Grazie.